è l'Italia delle piccole imprese. Non spegnete questa luce. Le imprese che esportano chiedono norme e procedure doganali che siano in grado di aumentare l'efficienza, riducendo nel contempo burocrazia e tempi. Nuovi accordi internazionali vanno in questa direzione, ma richiedono la partecipazione attiva da parte delle imprese stesse, cui spetta il compito di adeguare di conseguenza la loro organizzazione interna. Un percorso che Confartigianato Vicenza ha voluto favorire anche attraverso un accordo di collaborazione siglato con la Direzione Interregionale delle Dogane per il Veneto e il Friuli Venezia Giulia. L'accordo importante, molto significativo che sigliamo oggi con la Confartigianato di Vicenza, anche con un respiro più ampio di Vicenza, vuole rafforzare e strutturare la cooperazione attraverso di loro con tutto il mondo delle imprese, con un rapporto quindi di dialogo aperto che possa permettere alle imprese di essere più sicure. Sappiamo che c'è la necessità di far propria una cultura nuova per venire incontro anche a esigenze che le imprese hanno già manifestato. Ecco, dal punto di vista pratico, grazie a questo accordo, che benefici avranno le imprese? Ecco, ci sarà un dialogo continuo che si articolerà in momenti di informazione, di formazione che svolgeremo insieme alla Confartigianato, in modo che questi meccanismi procedurali dei traffici possano essere a loro più chiari e possano affrontarli in maniera più semplice. Ecco. Da quando, con la cosiddetta globalizzazione dei mercati, il contesto in cui le imprese competono è diventato il mondo e le merci vanno e vengono da ogni parte del pianeta, sempre più frequentemente si sente parlare di WTO e WCO, ovvero le due organizzazioni mondiali rispettivamente del commercio e delle dogane. Organismi quindi sovranazionali che regolamentano il trasferimento di beni e servizi. E poiché, come è facile intuire, i volumi di import ed export sono in costante e forte aumento, il loro impegno è volto oggi a semplificare le procedure in modo che le merci non debbano stazionare per lungo tempo presso le dogane in attesa dei controlli di rito. Dal canto loro, le imprese chiedono da un lato che eventuali comportamenti illeciti vengano smascherati e dall'altro che i prodotti giungano ai destinatari finali rapidamente, vista la tendenza oggi imperante ad escludere lo stoccaggio di scorte. Come conciliare tutte queste esigenze senza influire su tempi e costi? La soluzione presuppone il coinvolgimento delle stesse imprese, chiamate a collaborare per alleggerire le procedure di sdoganamento delle merci. In poche parole, la ricerca di maggiore efficienza sta nei controlli preventivi e nell'utilizzo sempre più spinto di procedure informatiche. In ambito doganale, quelli che sono stati finora dei controlli contestuali o addirittura successivi all'operazione di sdoganamento stanno cambiando. Sempre più spesso le aziende ricorrono a una richiesta preventiva alla dogana di essere in qualche modo verificate e controllate per poter ottenere quindi il riconoscimento di un grado di affidabilità che va a migliorare il rating dell'azienda stessa e di conseguenza nel momento stesso le merci di queste aziende si spostano, non subiscono ulteriori verifiche e controlli, il tutto naturalmente per una semplificazione e una velocizzazione dei commerci internazionali. Le imprese che coltivano rapporti commerciali con l'estero oggi devono poi essere in grado di rispondere alle aspettative dei potenziali clienti stranieri che scelgono i propri fornitori non più solo sulla base della valutazione del prodotto e del prezzo, ma in ragione della loro affidabilità complessiva, misurabile attraverso i sistemi di gestione, organizzazione e controllo adottati. Vediamo che sempre più spesso il cliente nella scelta del proprio fornitore fa delle verifiche non solo sul prodotto, la qualità prezzo prodotto, ma anche sull'affidabilità stessa dell'azienda fornitrice. La presenza di certificazioni e di affidabilità particolari, di gradi particolari di affidabilità, naturalmente favorisce l'acquisizione di un'azienda piuttosto di un'altra. L'associazione che tipo di aiuto dà alle imprese?
Stiamo offrendo servizi e consulenza adatti a queste nuove esigenze del traffico di commerci internazionali. In particolare ci stiamo concentrando sulle procedure domiciliate di sdoganamento, sulla certificazione AEO e su dei controlli pre-audit in azienda per la verifica della attendibilità delle operazioni di esportazione e delle operazioni intracomunitarie. E a tal proposito ricordiamo che riprenderanno la settimana prossima gli incontri di informazione e aggiornamento rivolti alle imprese che già esportano o che intendono avviare rapporti commerciali con l'estero. La nuova edizione di Mercati Senza Frontiere prevede 3 appuntamenti ad ingresso libero a partire da giovedì 23, quando verranno illustrate le opportunità per le aziende vicentine in vista di Expo 2015. Altri incontri si terranno il 30 ottobre e il 25 novembre. Come annunciato nel servizio, l'attenzione sarà rivolta alle semplificazioni degli scambi e alle opportunità per migliorare l'affidabilità e ottenere agevolazioni. Saranno inoltre illustrati nuovi sistemi di gestione delle consegne e delle esportazioni che consentono di ottimizzare i tempi e ridurre i costi. Per informazioni e adesioni contattate l'ufficio estero di Confartigianato Vicenza.